Ciao tifosi del Napoli! La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva riguardo a Kvicha Kvaratskhelia. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto. Caso Kvaratskhelia, triplo no di De Laurentiis al PSG. Offerte per quasi 300 milioni rifiutate. La corsa al talento georgiano si fa sempre più intensa e il Paris Saint-Germain ha presentato un'offerta faraonica. Si parla di un contratto di 4 anni con uno stipendio tra 8 e 9 milioni di euro a stagione, con bonus inclusi. Tuttavia, il PSG è stato fermamente respinto da Aurelio De Laurentiis, offerte di 80, 100 e 110 milioni sono state sistematicamente rifiutate. Kvaratskhelia è invendibile, non si muove e non è in partenza. De Laurentiis è consapevole dell'importanza di Kvaratskhelia per il Napoli e sa di dover adeguare il suo stipendio. Si parla di una proposta di rinnovo fino al 2029 con uno stipendio di 4,5 milioni di euro all'anno più bonus, senza clausola di rescissione. La richiesta del giocatore si aggirerebbe tra i 6 e i 7 milioni di euro più bonus. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa situazione? Kvaratskhelia dovrebbe restare al Napoli o accettare l'offerta del PSG? E quanto è importante per voi vedere il club mantenere giocatori di tale calibro per continuare a competere ai massimi livelli? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro di Kvaratskhelia e del Napoli. Forza Napoli sempre!